Bella raga, ciao a tutti dal Comandore Veneziano! Allora, fino intanto buona Pasqua e andiamo con i mondiali possibili, terza stagione, vediamo l'Albo d'Oro a fianco a destra, a non lasciare campione sempre, 6 minuti. Ok, allora, visto che è Pasqua e visto che comunque nelle votazioni ho visto, nelle varie votazioni dei due video, ho visto parecchie volte quel nome, questa volta andiamo con l'Algeria che però ha 4 stelle, l'Algeria. Non è scarsa, chiaramente, bei giocatori. Ora, perché poi c'era anche le isole, vediamo. Vediamo un attimo. Perché qua c'era il Bahrain, così vediamo un po' anche le squadre. C'era anche l'Albania tra le papabili. Allora a questo punto l'Albania 3 stelle, però non mettere perché dalle 4 allora, fino a 3 stelle metto campione, dalla quarta stella mettiamo superstar. Allora andiamo di Albania. Ok, casuale, non guardiamo niente. E vediamo il nostro girone. Allora, le informazioni, già mi fa paura che c'era Danimarca, quindi sarà un girone, ho paura di brutto. Francia, Montenegro, Thailandia, Stati Uniti, girone abbordabile per i francesi che sono tra i favoriti. B, Spagna, Macedonia, Kuwait, Bolivia, Spagna passa semplice. Germania, Isole Faroe, che sarà una delle squadre che farò a breve, Madagascar e Argentina, che Madagascar, adesso che ci penso, con qua Germania e Argentina, bel girone passeranno loro facile. D, Danimarca, Albania, Vietnam, Costa Rica. Sì, diciamo si poteva andare molto meglio. Grecia, Armenia, Burkina Faso, Colombia, Ucraina, Slovenia, Benin, Canada, Turchia, Romania, la Romania di Agi, Mali, Venezuela e Belgio, Bosnia, Australia e Cile. L'Italia ancora non c'è, è chiaro che prima o poi faremo anche l'Italia, ma molto molto in là. Vabbè, andiamo. Che sfiga però. Denmark vs Albania. Schema di gioco, ora vediamo un po'. Ok. No, aspetta un attimo. No, direi anche di no. Vabbè, teniamola così. Certo, siamo molto sfortunati, però è veramente abbiamo beccato un girone non facile. Vabbè. Inizia la nostra avventura mondiale impossibile con l'Albania. L'obiettivo, cioè, allora, con la Danimarca siamo sfavoriti, col Vietnam favoriti, con la Costa Rica ce la giochiamo, forse siamo un po' più forti noi. Tutto da vedere. Tutto da vedere. Benvenuti alla prima partita del più grande show calcistico per nazioni. Il Eccolo torneo per qua. eccellenza, quello per cui si fantastica nei campeggi di tutto il mondo. Eccoli qua, belli e fieri. Finalmente ci siamo. L'entusiasmo del pubblico qui allo stadio è Come palpabile. sempre Potrebbe essere altrimenti. Stiamo la assistendo prima entrata ce la godiamo. più attesi degli ultimi 4 anni. Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in questo momento. C'è tensione. Il Mineirão è uno degli stati di maggiore capienza da questa parte e lo spettacolo è certamente da ricordare. Inno danese. Rimaniamo in Ciao. silenzio e ascoltiamo tutti insieme l'inno danese. Danimarca, Albania ragazzi. Inizia il terzo mondiale impossibile. I campioni in carica sono Adesso inizierà l'Argentina. e da oggi tutti sono a caccia dei 3 punti. Durante la conferenza stampa entrambi gli allenatori si sono dimostrati propensi a schierare L'Argentina Vedremo come ha tutto vinto questo si tradurrà in campo. la seconda edizione. Se così fosse, i tifosi avranno di che Vai. divertirsi oggi. Vedo già comunque una squadra diversa. L'arbitro ha già dato il via. Vai. Uzuni. Si invola. Si invola. Miracolo. Ciacano. Un'iniziazione decisamente L'efficienza del contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Mi scuso già per le pronunce diciamo non perfette, ma Sanex. Lungo passaggio in avanti. diciamo, i giocatori albanesi li ho persi un po' dai radar negli ultimi anni, nel senso non è che Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando a Jim raggiungere City, vabbè Jim City però ragazzi godiamo con Jim City. per cercare Occhio, di no! un pericoloso immerso. Comunque dai, un'azione l'abbiamo fatta, ci siamo. Obiettivo ottavi di finale, mi do gli ottavi come obiettivo. No! Mamma mia! Non ci credo, errore del portiere, gol. Non ce ne va una giusta. Larsen segna. E ci prendono anche per il culo. Incredibile. Subito Papera dopo un grandissimo inizio. Papera del portiere. 1-0 Denmark.
Qualcuno mette che gioca un po' troppo alla FIFA, è normale, ha fatto 30.000 partite a FIFA negli ultimi 2 anni, quindi ci sta. Albania sta cercando di non peggiorare le cose. Xhaka. Concedere un altro gol sarebbe un disastro. Vabbè, però che spocchio, ma che cazzo di passaggio è? No, rimango sbigottito veramente dal gol preso. Larsen. Non ce ne va una giusta? Non ce ne va una giusta? Dai Jim City, prendila. Che poi abbiamo che Berisha in porta, cioè non coglion, Jim City. Memusha. Memushai, scusate. Ben avanti. In questa azione mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affrontare, però non l'hanno trovato. Attenzione a Scione, lascione. Ankersen, la Danimarca. Delaney, occhio Delaney, grandissimo Delaney. E vabbè, oh mamma mia, oh. Dai però sveglia, sveglia cavolo. sceglie di battere gol. Ragazzi, Ora deve segnare. Prova il tiro. Berisha para, ma dai sai, Si esprime in un gol. dominio danese. Però aveva sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Eriksen. Calcio d'angolo battuto corto. Prova sul secondo palo. Pensare che avevo cominciato con un quasi gol. Anche se questo non è il suo. Vai Vecchio, vai Vecchio. Qui di gioco e la No, ma porca puttana, un passaggio, Cristo! Inizia il nazismo. Quantomeno non è il portiere di San Marino. portiere Veseli. sta segnando grossa. Memushai. Xhaka. Xhaka. Uzzuni. Abragi. Bello. Vai Roshi. Grande movimento nello spazio. Un bel cross questo? Ma chiaramente non c'è nessuno. State sta diventando una maledizione nei mondiali impossibili, veramente. Vai, un bel cross, ti prego. Ma dai, vabbè, ma siamo di cioccolataio obesi però, cioè, ma veramente. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni. Male. Cioè, ma non possiamo. Ma sbagliare un passaggio così da 1 millimetro, ancora! Meno male che ci ritorna, Xhaka, dai, Veseli. Si ricomincia. Memushai. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo. per Niente, ripartire. siamo lenti, zio. Possiamo cominciare subito con una sconfitta ancora, però, Cristo. È sempre quella più forte, poi cominciamo. Dopo una maledizione che continua. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Xhaka. Bello, questa è una buona azione. Vai un bel cross, Memu. La palla entra in aria. Vabbè, un regalo praticamente a Casperino. E non ci sarà neanche Dolberg. Larsen. Sceglie il lancio lungo. Cioè, un gol su Papera. E vabbè, fallo, vaffanculo. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al Ma gli prossimo attaccanti fallo non sarà veramente penale. scandalosi. Penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare. Sì, è il miglior uomo che abbiamo, però. Se continua a comportarsi In realtà così. no. Vai, proviamoci. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tecnicamente nel loro scacchiere. Però sicuramente non un buon inizio, perché comunque insomma Potrebbe cambiare radicalmente. abbiamo una squadra che comunque è superiore al Bangla e Si libera la gara, San Marino. mette in mezzo il traversone. Fuori gioco. Salve nel guardalinea. Siamo lasciati con un gol memorabile di San Marino e ricominciamo con una sconfitta, non che credo. Vai. Dori. Vai, buono, questo non è male. Vai Ma dopo la perdiamo sempre, almeno è angolo. Dai Memushai, un bel cross.
Dai, uno dei nostri l'incornata, non arriva l'incornata della vita. Proprio questo che devono fare. Ma dov'è? No, vabbè, non puoi dare il fallo, non puoi darmi un fallo così, non esiste al mondo, addirittura ripartono. La mette in avanti. Non si può cominciare con una sconfitta ancora, sta diventando frustrante, cazzo. Pallone a sinistra. Buon numero. Bella azione questa dell'Alba. Vai Alba, di testa, fuori, 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 fuori. Non ce ne va una giusta. Non meritiamo assolutamente di perdere comunque. Hanno indovinato veramente un gol a caso. Pass. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Dai ragazzi, manca poco, 10 minuti. Bella apertura. Può colpire. Palo! Anche il palo, anche il palo. Ma la maledizione, non riusciamo veramente, la maledizione. Chi è? Un tiro hanno fatto, un tiro. Certo devono trovare la forza di reagire in qualche modo, altrimenti tutto è perduto. A questo punto l'unica è gettarsi in avanti. A capofitto, non hanno più niente da perdere, non possono fare altro. Guarda, veramente, sarebbe il no, vale, 2 tiri, 2 gol, eccolo. Prova a tirare. Incredibile, incredibile il furto, incredibile il furto. Adesso lo possono gestire con più calma. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande. ed è Sì, vaffanculo, mi riuscito girano a anche i metterlo coglioni dentro però, perché non è possibile. Mettono il Non ne va una giusta, raga. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Vediamo se può capitalizzare. Prova il cross. Sulla palla interrompe l'azione. La gioca sulla destra. Fischio del direttore di gara. Calcio di punizione. Non ne va una giusta, ragazzi, questi mondiali impossibili. 2 tiri, 2 gol hanno fatto. Mamma mia, per poco arriva anche il terzo gol. Ci sono andati Vabbè, vicini. magari un pareggino, un'altra partita, ma un po' di culo. Finisce. Cercheremo di usare anche un po' di sorpresa in questa sconfitta. Ah, Dio mio. Costa Rica vince, adesso bisogna chiaramente contro chi siamo. Costa Rica, ma incredibile, la più scarsa è sempre alla fine. Se dobbiamo vincere assolutamente, raga, cioè non che ce ne santi né madonne. Siamo anche in forma questi temi, vabbè. Ragazzi, è già un dentro e fuori, ennesimo dentro e fuori, zio santo. Ah, Dio mio. Dai ragazzi. Raga, adesso veramente dentro o fuori non possiamo perdere anche, cioè uscire al primo turno anche con l'Albania, insomma, cioè. La sconfitta della partita inaugurale, infatti, li ha messi nei guai. Dai. E ora la prospettiva di un'uscita anticipata dalla competizione si è fatta È stato meglio incontrare il Vietnam, invece niente da fare, sempre le più forti subito. Costa Rica batte il Vietnam, chiaramente, ma non mi sento inferiore al Vietnam, alla Costa Rica sinceramente. scorsa. Non avranno dormito sonno. Ma va caga, ma che cacchio di passaggio, va il portiere da Navas, cagata di Navas, ma non la sfruttiamo. Interessante, il primo stadio ecocompatibile al mondo e per alimentarsi usa in gran parte energie rinnovabili. Qualcuno Buono. ha etichettato la gara di oggi come ultimo appello. No, ho fatalità sempre perfetti. Un risultato diverso dalla vittoria complicherebbe non poco il loro cammino. Sì, Fabio, una sconfitta in questo tipo di competizioni ha un peso specifico diverso dal campionato. Il nemico No. più forte di oggi. Ecco No. il tiro. Niente, si soffre ogni partita, non c'è niente da fare. Rischi davvero inutili. Non c'è niente da fare. Individuale, senza successo però. Questo è buono, questo è buono, questo è buono, questo è buono. Miracolo di Navas. Non possiamo trovare il Bahrain, Trinidad e Tobago e San Marino, no. Mai noi, mai un po' di culo. Troviamo la squadra col portiere forte. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In Niente.
non ne va una giusta. Dai raga, dai. Conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Bravissimi. C'è l'opportunità per il contropiede. Dai raga, dai raga. Il punteggio iniziale è immutato, 0-0. Buono. Bellissima in mezzo. Boom! Uzzuni. Costa Rica 0, Albania 1. Grandissima azione qua. Questo è bello di PES ragazzi, che lo consiglio solo su PC e con la mod. È meraviglioso. Boom! Hai una soddisfazione a fare i gol. Uzzuni purga la Costa Rica, ma manca ancora tanto. Ricordiamo quel Bangladesh contro il Cile. Sembrava l'inizio di un sogno, è cominciato l'incubo. Con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Attenzione ancora però stavolta. Che bisogna portarla a cara, se la vinciamo c'è qualche chance, ci sono veramente chance per passare il turno. Se ne va. Occhio. C'è No! cross. Bravissimo Beriscia. Zio povero Beriscia. Mamma mia. Si è girato il Costa Rica ragazzi, eh? Tempo di ragionare. È roba nostra, non è no, non puoi dare un fallo così, però dai. Esempio perfetto. Vai che andiamo. Vai il contropiedone. Vai il contropiedone. Niente. Peccato. Alza la palla in profondità verso il compagno. Sembrava un buon corridoio, non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Occhio. Decide di sfruttare la fascia. Mette in mezzo il traversone. Roba nostra, bravissimi. Vai Mushai, buono. 1-0 primo tempo, giocato benissimo. Rischiato poco. Un'occasione clamorosa e un gol. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere Guarda, alto subito il che me la ritmo per prendono, andare la verso miseriacciola. possibilità di recuperare. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Buono. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Si trova Non riusciamo. un vantaggio di uso. Dai. Buonissimo filtrante. Gol! Mamma mia che gol sul primo palo. Grandissimo gol. Disai, mamma mia che gol. 2-0. Nel trasformare una palla recuperata in un gol. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Dai ragazzi, che le differenze reti sono importanti. Difesa nel tentativo di recuperare. Tocco preciso e trova bene il compagno. Calcio bailato albanese, ma la perdiamo chiaramente. Provano a ripartire da dietro. Scodella in avanti. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Occhio. Occhio. Cosa vuole fare qua? Può colpire. Bravissimo Beriscia, dai che si riscatta dopo la prestazione sciagurata con la C'è Danimarca. spazio a sufficienza, però va bene a Qua provare. sbagliamo noi. Non c'era spazio. Per piacere no beffe. No beffe, grazie. Intervento energico. Dai che voglio la prima vittoria nel mondiale impossibile. La palla entra in aria. Si butta per incollare. Mamma mia, l'ho vista dentro. Ha colpito il L'ho vista dentro. Un bel colpo di testa. Ottimo tentativo. ultimi controlli per dettaglio. Passaggio di consegna e sale in caldo. Sotto la voce. L'ho vista veramente dentro. Attento, c'è un po' di tensione chiaramente perché è un'occasione importantissima. Si organizzeranno in campo adesso. Aia, gol, 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 gol. Adesso sono sotto il primo gol. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Niente da fare, dobbiamo soffrire. Lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. E ha avuto subito un grande L'autore impatto del sul gol.
Siamo Come chi più entrati in veloce di partita, solito. È stato un cambio veramente azzeccato. C'è Vai. solo un gol adesso a separare le due squadre. Sono stati No. bravissimi a rimettersi No, in ti pista. prego, no. Potrebbero anche andare a vincere. Ottima pressione su Bisogna tenerla, ragazzi. Giochiamo col Devono cronometro. pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Giochiamo col cronometro, non me ne frega niente, sinceramente. Shai. Mostrano un buon controllo del gioco. Tiki-taka albanese. Famosissimo. Tocco prudente al portiere. Beriscia. Cerchiamo di non perderla, raga, per piacere. Viseri. Qualche istante sarà tutto finito. No! Che lo sapevo, non abbiamo la classe per fare sti tiki-taka maledetti. Se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. No, no, perché di là? No, perché di là? Perché proprio di là? Buttala su. Si fa chiamare sulla dritta e sventa un'azione rischiosa. Fischia. Cercano di rilanciare. Fischia, fallaccio. Fischia. Questo è fallo, ma è dubito. Direttore di gara, vediamo cosa decide. Mamma mia. Munizione prevedibile. Questo è un fallo dettato dalla poca lucidità che si ha a fine partita. Dai che andiamo a vincerla. La stanchezza, anche la paura di non riuscire a portare a casa il risultato, causano comportamenti di questo tipo. Buttala su. E prima vittoria nei mondiali impossibile. Mamma mia, vinciamo 2-1 con la Costa Rica. E abbiamo grandissime chance di passare il turno contro il Vietnam, che insomma il Vietnam penso non sia proprio una compagine impossibile da battere. Molto bene. Molto. Vedete, il Vietnam è a 0 punti, ha perso 3-0, è crollato. In questo momento siamo per differenza reti dietro, ma insomma in realtà comunque vabbè, noi dobbiamo vincere, se vinciamo secondo me ce la facciamo. Questo era il mio pensiero, ecco. Perché abbiamo la squadra chiaramente super fuori forma. Ok. Andiamo. Ultimo match, dai, che ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto una partita, ci sta. Con la Costa Rica comunque ci ha fatto sudare, soprattutto gli ultimi 10 minuti, meno male che io l'ho un po', insomma, ha fatto un po' lo stronzo, però insomma, ci sta, raga, non è che non possiamo sempre essere persone oneste in questo mondo. Ok. La qualificazione al prossimo turno è ormai molto vicina. Ancora solo un punto e potranno accedere alla fase eliminazione diretta. Un compito che sembra certamente alla loro portata. Almeno questo Speriamo, stai zitto, che siamo contro il Vietnam, ripeto, penso sia una squadra tra le più scarse, però bisogna vincere. Tensione altissima. Questo è uno degli impianti sportivi più grandi di tutta San Paolo e probabilmente anche più forte. Vai, Hanno già più di un piede nella inizia vostra Albania, Vietnam, una vittoria, siamo sicuri di passare. Teoricamente sì, per carità è vero, differenza reti, robe, se vince se la Danimarca perde col Costa Rica so cazzi, però pensiamo tanto a vincere questa. Ma quasi. Per passare il turno basterà una partita ordinata e senza strappare. Mamma mia, ho visto un buco stiamo zitto, raga, è meglio. Delle loro possibilità. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Palla a Ciaca. Buono, azione sublime, ma non andiamo in vantaggio. Vai, un bel cross, non c'è nessuno. Tiro. Mamma mia, che tiro orrendo. Lungo passaggio in avanti. No. No, no. Colpisce. Grande parata di Beriscia. Mamma mia, Beriscia ti ha salvato il culo qua. Raga, non sarà semplice neanche questa con il Vietnam, cioè, no parole. Liberiamo ma male. Si libera la grande. Oh. Riceve il passo. Il tiro.
Ragazzi, ma siamo col Vietnam. C'è la palla lunga in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Ma guarda come sbagliamo i passaggi, è incredibile. Ragazzi, con un pareggio siamo fuori perché secondo me la Costa Rica pareggia con la Danimarca. E per differenza reti salutiamo la competizione. No, no. Va via in profondità. E l'arbitro assegna un Oh, calcio lo di fischia punizione seguito subito. dal fallo. 26esimo, Lengiani ammonito. Madonna, oh. Tiro forte, ma non ha trovato lo specchio del gol. Dai ragazzi. 30 minuti già trascorsi nel primo tempo. Ma non è possibile che il pressing vietnamita possa... Cioè, vabbè, sto zitto che è meglio, la mia squadra è rimbambita oggi. Prova a giocarla in profondità. Jim City con l'intercetto. Dai. Mostrano un buon controllo del gioco. Cerca la Buono, 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 buono. Gol. Eh beh, eh beh, eh beh, eh beh, eh beh. Jim City, grande gol. Siamo sopra. Una sgroppata offensiva di Jim City, golato. Non poteva niente del portiere vietnamita qua. un gol del vantaggio. Dai. Davvero pesantissimo. Sono davvero determinati, vogliono qualificarsi ad ogni costo. Fallo però, niente. Il risultato sbloccato quando mancava Tutti i poco. fischi. E così siamo evidentemente No. No. Mamma mia, ancora Beriscia. Cioè, si sta salvando dopo la papera iniziale. Bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Quanta fatica però. anche se questo non è il suo fallo netto. Ancora fallo, che stiamo facendo falli a manetta. Elegante. La mette Occhio. in mezzo e fa la No! Ancora Beriscia. Mamma mia, che male che giochiamo adesso. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. L'incornata. Qui deve tirare. Era chiaro che lo prendavamo. Era chiaro. Vediamo chi ha segnato. Luong Yang Trong. Guardate le cazzate che abbiamo fatto in 5 minuti. Dopo che abbiamo segnato il gol, basta. Adesso dopo abbiamo fatto la cagata storica. Pesantissimo sto pareggio alla fine del primo tempo. Però onestamente ha meritato il Vietnam perché dopo il gol ci hanno massacrato. Dai. Ma il sole è sparito? O sbaglio? C'era il sole prima? Entrambe le squadre Ma non c'era il sole prima? E Boh. quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. Ti prego prendila. In questo momento a mio parere siamo fuori. Ci mette la testa. Oh, Balaj. Non è riuscito a mettere Balaj fa una cagata proprio. Grande l'occasione che siamo riusciti a creare. Chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare passare con tanta facilità. Usai. Ok. No. Qui può partire il contropiede. Dai, dai, Mushai. Butta dai un bel filtrato. Bravissimo. Silenzio. Partito. No, non puoi sbagliarlo così. No, ma siete delle... Madonna, non ho parole. Non ho parole, non ho parole. Rischiamo di andare fuori perché ha dei giocatori rimbambiti. Bala, Vabbè, non mi interessa, un errore così non lo posso accettare.
Stiamo rischiando di andare fuori col Vietnam. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Buona l'opportunità con questo corner. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Hai visto il sole nella prima parte? Boh. No! 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 Un'altra conclusione. Ragazzi, cioè, col gol del 2-1 era finita, eh. Niente, soffriamo sui calci d'angolo. Sì, vabbè, però chi cazzo è questo, dai? Ma dai, raga. No, gli dà il rigore. Rischiano tantissimo con questo fallo. No, gli ha dato il rigore. Sperare nel miracolo. Gli ha dato il rigore, incredibile. Incredibile, incredibile. Grande freddezza dal dischetto in un momento decisivo. Ha spiazzato il portiere, ottimo rigore. E passano in Con un vantaggio. pareggio c'era la minima chance, con il pareggio, ma così è finita. Ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Vediamo se può pronto al tiro. Silenzio, silenzio, la riprendiamo subito, la riprendiamo subito, la riprendiamo subito. Sadiku. La riprendiamo subito. Abbiamo fatto veramente una bella azione, bellissimo gol. Come è entrato in partita, Però può non bastare il pareggio. un cambio veramente azzeccato. Incredibile, prende 2 gol dal Vietnam però. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. E non muore mai, ma che cazzo dici, dai? Dai, che basta un'azione fatta bene del 3-2. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Dai che sono a pezzi loro. No, ma come fanno a fare gli interventi alla Franco Baresi? Guarda come perdono tempo, per loro un punto storia. Deve essere il sogno albanese degli ottavi. Rischiamo di non andare. Forza, forza Danimarca, è l'unica cosa che posso dire. Dai, dai! Non ci credo. Fisicamente il Vietnam, che sono alti 1,03 m per 30 kg, mi superano gli albanesi. 84esimo. Lancia il compagno col tiro. Gol, 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 gol! La rimonta, la rimonta! Ciaca, 3-2. Calma, Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe Calma, mai ragazzi. potuto arrivare. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. calma ragazzi, voglio andare... No, Soltanto pochi 5 di secondi recupero, vergogna vietnamita adesso. ragazzi. Qualche istante e sarà tutto finito. L'ho vista tanto brutta, Fiori. La mette Dai che in ci avanti. siamo quasi. Il sogno ottavi con l'Albania. Cavalcare la difesa con il pallone. Dai, suggelliamo tutto con il quarto gol. Lancia il Niente. passaggio pericolo. Fischia, Ferma l'azione. pallaccio, vabbè. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Ammonito, che bella faccia. Intervenire. Eh sì, non la passa liscia. Si prende un calcio. Dai che ci rivediamo domani per il video degli ottavi. Casti duri, partita Andiamo agli sempre ottavi, Beppe. E andiamo agli ottavi con una rimonta incredibile. Storia, prima volta l'Albania agli ottavi di mondiale. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, a fatica. Vediamo se con il pareggio lo stesso. No, Danimarca ha vinto 4-1. Non so, forse è ancora sconfitta a sto punto, non lo so, però so solo che siamo passati e godo. Andiamo a vedere chi incontreremo agli ottavi. E porca puttana, agli ottavi ragazzi sarà praticamente impossibile passare. Siamo contro la Germania, andiamo a vedere il tabellone, ma che spazio, ma che sfiga. Oh. Francia, Macedonia, Germania, Albania, Colombia, Slovenia. Ora Slovenia ragazzi c'è sempre, e Venezuela, Cile, Spagna, Stati Uniti, Danimarca, Argentina, Ucraina, Grecia e Belgio, Turchia. Ragazzi è praticamente impossibile passare, noi ce la metteremo tutta, ma contro la Germania è un'impresa quasi disperata. Ciao e buona Pasqua ancora. E ragazzi, voi già se volete scrivere per il prossimo mondiale la squadra, cominciate già con i commenti, comunque lo potete fare anche dopo gli ottavi, che penso sarà l'ultima partita. Ciao!